partita, insomma, giochiamo in casa e dare continuità ai risultati, al risultato, alla vittoria di Gubbio sarebbe importante perché comunque è il modo migliore per crescere sia a livello di autostima che a livello di situazioni, insomma, quindi normale che ci aspettiamo un miglioramento sotto tutti i punti di vista del risultato, del gioco e dell'attenzione con cui andiamo a affrontare l'avversario. Magari anche con il risultato acquisito a Gubbio c'è un po' più di serenità, meno tensione, magari potrà venire qualche movimento in più, come dice lei. Sì, è normale che la squadra in questa settimana era più serena perché le vittorie aiutano a migliorare, a lavorare con un clima sicuramente diverso, però non dobbiamo distoglierci dall'obiettivo, lo conosciamo bene, insomma, dobbiamo sempre rimanere concentrati, soprattutto durante la settimana di lavoro e cercare di andare a migliorare le cose che magari abbiamo fatto meno bene. C'è ancora tanto da fare, però ripeto, ci aspettiamo segnali di miglioramento un po' su tutti i fronti. Ecco, la novità di questa settimana è che lei ha provato Emerson a centrocampo, è una soluzione che le permette probabilmente di avere un giocatore con quelle caratteristiche, visto che Felipe è ancora assente e lì è stato un punto magari di sofferenza in queste ultime uscite. Ma sì, sicuramente Emerson l'ha fatto tanti anni fa questo tipo di ruolo, è normale che sia un'altra situazione che dobbiamo andare a modificare, non solo la sua ma anche qualcosa dietro. Può essere una situazione che a secondo della, insomma, anche della partita di come si mette potrebbe essere un'alternativa o partire dall'inizio così, insomma, ha determinate caratteristiche che in questo momento ne abbiamo di altre, vediamo, insomma, vediamo un attimo per cercare anche di non solo di migliorare nella fase di costruzione, ma avere anche inserimenti diversi con le due mezze ali, questo è un po' il concetto. Stiamo valutando anche oggi, dopo l'ultimo allenamento, faremo le ultime valutazioni, poi insomma prenderemo una decisione, però può essere un'alternativa anche Gaiola, potremmo partire con i due centrocampisti, vediamo un attimo. Sicuramente recuperiamo un attaccante, quindi questo è importante. Da lunedì dovremmo avere in gruppo sia Carlo che Felipe, sia Derisio che Felipe, quindi la cosa importante, ripeto, in questo momento è continuare a dare continuità tra virgolette di prestazione, di risultato. Poi quando riusciremo a avere tutti gli effettivi, e fino adesso purtroppo non li abbiamo avuti, sicuramente andremo ad avere una situazione un po' più fluida, nel senso che ormai sono stati quasi impiegati tutti i giocatori che abbiamo in rosa, tranne Marcandella che ha avuto dei problemi a livello fisico e Gaiola. Quindi l'importante è riuscire a recuperare i due centrocampisti da lunedì in modo da poter andare a strutturare poi il lavoro con le tre gare nella settimana. Per quanto riguarda la gara di sabato, insomma, ci sono queste due o tre situazioni che già conosciamo, andremo a cercare di, o a partita iniziata o in corso, di modificare qualche cosa se ce ne fosse bisogno. Dall'altra parte c'è un Mantova che è partito benino, ora si trova in difficoltà perché viene da tre sconfitte consecutive, quindi c'è voglia di rivalsa, una squadra che sarà arrabbiata, avrà voglia, bisogno disperato di punti. Sì, è normale che non arrivano da un buon periodo e quindi ci dobbiamo aspettare una squadra, come giustamente hai detto, arrabbiata, aggressiva. L'esempio, ripeto, noi dobbiamo tenere bene a mente la gara di Gubbio dove abbiamo sofferto, però le partite in Lega Pro sono queste, dobbiamo, se riusciamo a migliorare anche sotto l'aspetto della sofferenza e a livello caratteriale, poi tante altre qualità le abbiamo, però questo è un aspetto che non può prescindere in una gara, forse in qualsiasi gara, in Lega Pro ancora di più perché c'è molto più
aggressività, c'è molta più cattiveria, c'è un po' meno tecnica rispetto alla Serie A o alla Serie B. Ecco, Mantova forse in crisi più di risultati che di gioco, viste le ultime loro prestazioni. Sì, effettivamente nelle ultime gare, giustamente come dici, il Mantova non meritava di perdere. Aveva vinto a San Benedetto facendo una buona gara, ordinata, attenta e repartendo bene. Poi ha perso l'ultima in casa col Feralpi al 90° su una palla inattiva, ma stava facendo la gara, insomma, quindi non dobbiamo farci coinvolgere più di tanto dalle 3 sconfitte, perché comunque è una squadra che sta bene, una squadra che è in salute, e forse qualche risultato negativo nelle ultime gare l'ha avuto, però il gioco, insomma, hanno espresso sempre delle buone gare. Ecco, è chiaro che forse le loro assenze, tra virgolette, pesano più delle vostre da un certo punto di vista, perché Caridi, capitano, Ruopolo, insomma sono giocatori che per loro fanno veramente la differenza, forse più di quelli che tu hai la possibilità di cambiare a centrocampo. Sì, adesso loro mancano 2 giocatori, a noi ne mancano 3 da tanto tempo, manca anche a noi il nostro capitano, che comunque è un giocatore importante per la nostra squadra, però è inutile dal mio punto di vista per quanto riguarda il Padova parlare degli assenti. Abbiamo una rosa lunga con qualche caratteristica diversa, solo questo io non ho mai campato scuse, nel senso che manca uno, manca l'altro, ci manca un pochettino una caratteristica specifica e purtroppo ci è mancata dall'inizio. Questo è solo il concetto che volevo ribadire, ma non è una scusante, non è assolutamente un qualche cosa per i giocatori, insomma, che vanno a sostituire, che fanno ottimamente il loro lavoro, però con caratteristiche diverse. Ecco, questo è un po' il concetto. Dovete tornare a fare la prestazione convincente al 100% secondo te domani, dopo insomma, le ultime, al di là della vittoria di Gubbio dove comunque la prestazione non era stata perfetta. Sì, dobbiamo prendere spunto dalla gara di Gubbio e capire che le gare sono tutte molto impegnative e molto combattute. Se noi riusciamo a mettere in campo l'attenzione, la determinazione e lo spirito di sacrificio che abbiamo messo nell'ultima gara, poi tante altre cose vanno a migliorarsi da sé, nel senso che la squadra qualità deve diventare un po' più fluida, nel senso che anche a Gubbio abbiamo sbagliato tanti passaggi in mezzo al campo, nella circolazione della palla, errori forse dettati un po' anche dalla tensione, perché abbiamo giocatori tecnici e quindi questo deve essere un qualche cosa su cui stiamo lavorando, insomma, dall'inizio, però dobbiamo migliorarlo nella gara, di cercare di gestire in alcune circostanze meglio la palla.